Sono felice di questa vittoria, la prima stagionale, la seconda gara che faccio. Quest'anno mi sono preparato meglio degli altri anni, sono riuscito anche oggi a finalizzare bene la mia preparazione e saluto mia moglie e i miei 2 figli. Percorso collinare, impegnativo, oggi la pioggia ha reso tutto più difficile, numerosi tratti a piedi, ci volevano anche buone doti di corridore, non solo di ciclista, oltre che una buona tecnica di guida di bici perché nel fango si sa, bisogna saperla condurre. Prossima gara penso la prosecchissima a Miane, salvo altri impegni di lavoro perché facendo i vigili del fuoco qualche domenica ci sta che la devo lavorare, quindi ogni tanto si salta, poi aspettiamo la prosecchissima e poi a fine aprile i campionati italiani dei vigili del fuoco. Stamattina siamo stati con il patema d'animo perché le 4 ore di pioggia di stanotte hanno ovviamente reso il percorso molto più complicato, quindi abbiamo preso tempo per verificare di persona, mandando Daniele Marzola sul circuito a verificare se ci fossero problemi di sicurezza o meno. Alla fine poi abbiamo visto, a parte le 2 o 3 salite a piedi che hanno dovuto fare causa attrito, il percorso era sufficientemente sicuro, quindi abbiamo dato l'ok alla manifestazione. Il gemellaggio GS Ciclismo Butrio e la Cividalese è stata una cosa ottima, direi. C'è stata molta sinergia fin dall'inizio, quando si è cominciato a parlare per organizzare questa manifestazione, e devo dire che potrebbe essere una prima di una lunga serie. Con gli amici Miani e i suoi collaboratori, come dicevo, c'è stata subito sinergia. Il nostro gruppo, che peraltro ormai organizza da anni varie manifestazioni, si è subito trovato appunto in sinergia. Abbiamo lavorato veramente bene. Purtroppo la giornata è quella che è, ha messo a dura prova gli organizzatori sul percorso, quant'altro. Comunque direi che tutto è andato bene. Sentivo un attimo fa quelli del 118, non ci sono stati incidenti e va tutto bene. Per entrambi
Nessuno. No, per adesso... Avremo in calendario noi dei cividalesi la cronoscalata a Castelmonte l'ultimo sabato di luglio, mentre voi avete il... Per quanto riguarda il ciclismo Butrio abbiamo il 19 aprile, prossimo 19 aprile, la gara delle donne, ormai famosa su tutto il territorio nazionale, 3 corse esordienti, allieve, juniores e elite primo anno, e 30 e 31 maggio avremo la famosa Gran Fondo del Friuli, solito percorso Italia-Austria e rientro per la Slovenia. Per quanto riguarda la collaborazione, sicuramente noi andremo a dare una mano nella loro manifestazione e loro verranno a dare una mano nella nostra o a partecipare nelle nostre corse. Sì, volevo aggiungere che un'altra gara in collaborazione sarà il campionato regionale, che lo facciamo il 2 giugno a Iplis, e qui lavoreremo assieme noi dei cividalesi, la società azzurra di San Leonardo e gli amici di Butrio, per cercare di fare un qualcosa di diverso. Come annuncio, diciamo, potrebbe essere un piccolo Fiandre con uno scherzino nel finale.